Siamo tornati con questo risultato, però sei tornato Napoli, era meglio se stessi senza faviti ancora per un po', perché 1-1 ci tocca mangiare subito una porzione di ragù, subito, e ci è andata pure di lusso, se non me ne mangiavo 2 porzioni. Ma ciao a tutti amici da Napoliello 87, ormai non mi incazzo più, non mi innervosisco più perché tanto il Napoli l'Europa già ce l'ha in mano avendo vinto la Coppa Italia, però queste cose voglio, non le posso vedere. C'è una difesa che concede così tanto dopo aver fatto 75 minuti di perfezione. Il Napoli ha dominato la partita, ha gestito la palla con Elmas. Quando c'era Elmas, cioè voglio veramente, Elmas ha fatto secondo me il migliore in campo prima che uscisse insieme a Politano. Guarda caso sono usciti loro, sono entrati Callecon, Isai, vabbè lasciamo stare Isai che già era in campo, vabbè lasciamo stare Isai che lo saltava chiunque, pure se c'era chi io che non sono in forma, non mi alleno, lo salta Isai. Lasciamo sta Maksimovic anche stasera ha fatto erroracci, Maksimovic, troviamo il gol noi nel primo tempo però con Manolas e sembra la partita in discesa, sembra che il Napoli la possa portare a casa, invece no, creiamo anche pure tante occasioni fra Milik, fra Lozano, fra Politano, che Politano, ti voglio bene, sei bravo a dribblare, l'ho capito, però una volta ogni tanto tira nella porta, azzecca nella porta qualche tiro, non sopra, nella porta, è grossa pure, hai capito? Così come Milik che proprio, cioè, si tuffa a destra e a sinistra, però prende l'area al posto del pallone Milik, l'abbiamo visto quando si tuffa di testa, prende l'area. Ho capito, ti piace l'aria? Allora vattene a un'altra parte se ti piace l'aria. Perché vuoi andare a un'altra parte, di sicuro? Quando sei poco concreto, alla fine paghi. E alla fine ci è andata pure di lusso perché poi il Bologna negli ultimi 30 minuti della partita ci ha messo sotto, ragazzi, ci ha messo sotto. E per quello che hanno costruito meritavano la vittoria. Hanno preso un palo con Barrow, un incrocio dei pali con Danilo. I gol in fuorigioco non gli metto perché siamo stati bravi noi con la fase difensiva a restare fermi e a mettergli in fuorigioco. Però nel secondo tempo voglio una dormita di tutti. Cioè abbiamo avuto un blackout, sembra il Napoli, come posso dire, il Napoli quando giocò con l'Atalanta quei 15 minuti del secondo tempo. Cioè ci siamo addormentati con la zizza a bocca, come ci siamo addormentati con la zizza in bocca. E niente, alla fine pareggio meritato per il Bologna. Ahimè, il Napoli si deve svegliare perché pensava di averla vinta, ha avuto le occasioni per chiuderla, ma se tu non la chiudi, se tu ti divori gol, se tu la porta non la vedi, alla fine rischi di perderla pure, perché in 30 minuti, cioè la partita non è finita, in 30 minuti ti fanno 2 gol e l'hai persa. Abbiamo capito? Speriamo. E niente ragazzi, fatemi sapere la vostra nei commenti, lasciate un bel mi piace se vi è piaciuto il video, ma soprattutto vi ringrazio per il sostenimento quando io sono stato male, tutti i messaggi che mi avete mandato, grazie di cuore da Napoliel. E niente, mi faccio una bella pasta con il ragù alla bolognese. E meno male che non è troppo piena, cioè non resta sullo stomaco, perché poteva restare sullo stomaco se avevo perso. Meno male hanno piato i pali, hanno preso i pali in fronte, meno male. E niente ragazzi, un abbraccio, un saluto da Napoliello 87 e come sempre forza Napolès.